Il volto nascosto perché per Veneto Stato non contano le persone ma le idee. I giovani, dice Antonio Guadagnini, sono senza lavoro, senza futuro, anche nella regione che era considerata un tempo la locomotiva dell'economia nazionale. Un'intera generazione è allo sbando in un paese malato per cui non esiste più cura. Per ottenere progresso e benessere, sostiene Veneto Stato, l'unica ricetta è l'indipendenza del Veneto. L'alternativa è l'indipendenza. I veneti devono capire che non c'è alternativa a questo. Veneto Stato si presenta alle elezioni per portare progresso, benessere, ricchezza in Veneto, ma lo si può fare soltanto se diventeremo indipendenti. Dentro all'Italia siamo destinati a morire tutti. Per i cittadini veneti, prosegue Guadagnini, non esiste però un destino già scritto. Il voto, se usato bene, può essere un'arma decisiva. Non devono votare neanche protesta, ma devono votare con la testa. Non devono votare chi promette qualcosa che è irrealizzabile. Non ci sono riusciti quelli vecchi, non ci riusciranno quelli nuovi. L'unica possibilità è l'indipendenza, quindi votate Veneto Stato, farete un favore a voi stessi. A Venezia nel pomeriggio ha manifestato anche l'altra anima del movimento venetista. In corteo 2500 militanti e simpatizzanti di Indipendenza Veneta. Ognuno ha firmato la petizione per il progetto di legge regionale per rendere il Veneto indipendente dall'Italia. Le firme sono state consegnate al Consiglio regionale. Sarà poi nella responsabilità politica del Consiglio, dei singoli consiglieri, a decidere se assumersi appunto il compito di dare una risposta coerente e adeguata ai cittadini veneti che chiedono di pronunciarsi sulla loro possibilità di autodeterminarsi per ottenere l'indipendenza. È una questione di democrazia, di esercizio della sovranità popolare.